Adesso entriamo in un potere al cubo. Teocrazie, abbiamo intitolato questo incontro, questo confronto, sottotitolo che dobbiamo all'intelligenza di Anna Rosa Buttarelli, La follia di credersi Dio. È la continuazione praticamente, credo, da un certo punto di vista, di quello che abbiamo sentito fino adesso sull'Iran. Anna Rosa Buttarelli è una filosofa, saggista, docente IUAV e direttrice scientifica della Fondazione Scuola Alta Formazione Donne di Governo. Rocco D'Ambrosio è docente di filosofia politica alla Pontificia Università Gregoriana e ha scritto, tra l'altro, Il potere, uno spazio inquieto nel 21, e poi C'è sempre un dopo, riflessioni sul post-pandemia e guerra in Ucraina, proprio fresco di stampa. Poi abbiamo Cristina Simonelli, una teologa, storica della Chiesa e studiosa di teologia patristica alla Facoltà di Teologia dell'Italia settentrionale e a Verona. Si è occupata a lungo di contesti rom. A coordinare questo discorso sarà il presidente del nostro comitato scientifico, Nicola Gasbarro, antropologo e anche giurato del premio Terzani. Io vi auguro un buon ascolto e vi aspettiamo anche domani, ci sono un sacco di appuntamenti interessanti. Grazie per essere qui. Io comincerei con un aneddoto. Quando abbiamo pensato a questo dibattito, eravamo indecisi sul titolo, ad un certo punto avevamo stabilito con un titolo molto più provocatorio di quello attuale, ed era Fare il lavoro di Dio, che è un tema che torna spesso nelle multinazionali americane. Poi qualcuno ha detto: ma perché fare il lavoro di Dio? Fare il lavoro sporco di Dio, che è ancora più provocatorio. Poi ci abbiamo ripensato e ci sembrava troppo duro, ma non è che il tema non è duro anche il tema. Abbiamo addolcito con la follia, che addolcito si fa per dire, perché la follia di credersi Dio credo che sia una delle tentazioni di molti potenti sulla terra. E siccome le teocrazie ce ne sono nel nostro mondo, vuol dire che i folli che credono di essere Dio sono in molti, anzi troppi per quanto ci riguarda. Allora noi dobbiamo cercare di entrare un po' storicamente e antropologicamente in questa problematica e cercare di capire che cosa c'è sotto, che cosa queste pretese nascondono e soprattutto quanto sono pericolose per la democrazia e per, come vedremo, per varie differenze e oppressioni che queste teocrazie mettono in campo. Io comincerei con un problema storico. Abbiamo la fortuna di avere una teologa donna vicino lontano ed era ora che arrivasse questo momento. Io ringrazio per questo Cristina di aver accettato il nostro invito e subito la provoco. Teocrazia, come voi sapete, è un tema che la parola è stata inventata da Flavio Giuseppe in un suo scritto molto famoso che poi Cristina vi mostrerà, in cui insomma questo signore che conosceva il mondo ebraico e che però viveva a Roma, primo secolo d.C., doveva spiegare ai romani che di politica ci capivano come venivano governati gli ebrei, qual era il governo degli ebrei, se era più monarchico, più oligarchico, più democratico. Insomma, lui dice, veramente il governo degli ebrei è una teocrazia. Allora, quali sono, chi di voi, e siete in molti immagino, ha letto il Vecchio Testamento, ricorderà che c'è tutta una polemica tra regalità in Israele. Nel Vecchio Testamento c'è tutta una polemica tra regalità e Dio, i profeti, insomma c'è tutta una dialettica molto forte sul potere e sul potere di senso che si attribuiscono
i signori di allora. Allora io chiederei proprio subito a Cristina Simonelli, ma insomma, che cos'è questo potere degli ebrei? Qual è la teologia nascosta nel Vecchio Testamento che fa dire a Giuseppe Flavio, Flavio Giuseppe, come vogliamo chiamarlo, che si tratta di una teocrazia? Grazie, buonasera intanto a tutti e a tutti, grazie di questo invito e della domanda. La domanda che è una domanda piuttosto ampia, provo a dire qualche cosa. Diceva che l'avrei mostrato, infatti ecco, perché forse proprio dal punto di vista storico è opportuno collocare questa affermazione, questa riflessione che poi è diventata così famosa di Flavio Giuseppe, il nome che ha assunto quando è stato adottato dalla dinastia dei Flavi, appunto, collocarlo nel testo precisamente e nell'occasione, perché è un testo che parla in difesa dell'ebraismo di fronte a non soltanto un sistema culturale ellenistico, ma soprattutto quello incarnato in quel momento anche dall'impero romano, greco-romano, ma insomma nella sua forma. Quello che nel contesto degli scritti cristiani di quell'epoca, antichi, di poco posteriori, viene chiamato della apologia, ma nel senso che è parte uno scritto in difesa e parte in proposta. Questo credo sia importante dirlo perché fa delle affermazioni che suonano anche polemiche, ma sono una polemica di risposta. Perché poco prima di quella famosa espressione dice ci ingiuriano e tuttavia tra questi alcuni attribuiscono le loro leggi a Zeus, altri le hanno ricondotte ad Apollo e al suo oracolo di Delfi, o perché ritenevano che questa fosse la verità o perché speravano di farsi ubbidire più facilmente. Qua mi sembra che al di là dei particolari ci sia un punto interessante. Che cos'è qua che domina la scena? Lo dico come punto di domanda perché non ho delle risposte nette, ma mi piace entrare in maniera questionante e interrogante. È la crazia, è il kratos, è il potere che si ammanta di una forza assoluta che per porsi come assoluto ha bisogno di appoggiarsi su o viceversa. Anche se io parlo dall'interno di un percorso religioso, quindi è chiaro, non lo so, ma farò così, cercherò di trovare anche delle condizioni di possibilità e delle vie di uscita, secondo me plausibili, però dico, la questione resta aperta, è il potere che cercando di essere assoluto ha bisogno di trovare, coprire, ammantarsi di rivestire, prendere in prestito, incoronarsi oggi giorno con un tema anche religioso o viceversa è il religioso che già si pone come kratos, come potere, come occultamento di ogni differenza e di ogni. Allora, detto questo, e poi le varie espressioni, dice c'è chi parla di monarchia, di oligarchia e forzando la parola dirò, e ha avuto molta fortuna, teocrazia. Detto questo e contestualizzato in questo modo il tema di Giuseppe Flavio, l'altra parte della domanda è più impegnativa perché il sistema ebraico, la scrittura ebraica, che poi i cristiani hanno gentilmente sottolineato come antico, faccio per dire, è un libro di libri. Io adoro, come si sentiva anche nella presentazione, tutto ciò che è contaminato migrante, quindi tra le altre scritture adoro quella di Edmond Jabès, uno straniero con sotto il braccio un libro di piccolo formato che parlando dell'eredità della scrittura ebraica, lui stesso ebreo multizona, diciamo, dice era uno straniero con sotto un braccio un libro che lo scrive che lui legge e che da cui viene letto, che lo scrive e che l'ha scritto, parlando di appartenenze ma soprattutto di diaspora, di essere tutti stranieri.
E dunque la scrittura ebraica, la Bibbia ebraica, è nel suo insieme un libro di libri con discorsi e controdiscorsi, giustamente come mi convocava a dire, anche sul potere, re sì o re no. No, volete un re, siete matti, un re vi governerà, prenderà le vostre figlie, vi farà. Poi l'idea invece del re che governa per il bene, quindi è un libro di libri. Anche dal punto di vista politico mi piace citare 2 libri in dialettica, il libretto profetico di Giona e quello di Nahum. Tutti e 2 parlano della distruzione di Ninive. Quello di Nahum è vicino ai fatti e dice Ninive distrutta, oracoli di sangue, ogni violenza c'è stata fatta e contro di lei è stata fatta, e Ninive era stata distrutta. Giona, che è retrodatato, cioè ha un linguaggio di un altro periodo, lascia un finale 3 volte aperto, perché finisce con una domanda di Dio che dice: ti dispiaci per un alberello, io mi dispiaccio per una grande città. Cioè lascia un finale diverso della storia affidato a noi. Dunque è tutto un insieme di un discorso e di un controdiscorso, a partire da una legislazione. Hassman, l'egittologo, parlando della distinzione mosaica, parla di una forma escludente e di quasi autorappresentazione di una legge che si basa sul divino per legittimarsi, però nello stesso tempo parla della possibilità di una conversione del monoteismo, detto in termini della modernità, a una religio duplex, cioè a un aspetto che tiene e un aspetto che scardina, ma forse più che questo a 2 piani, troppo rigido per la nostra attualità. Io direi che è contenuto anche nella scrittura ebraica, ad esempio nell'idea che il trono di Dio è vuoto, 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 per lasciare spazio. Direi che ci sono narrazioni e contronarrazioni. Ci sono narrazioni di potere che si prestano alla teocrazia peggiore e più violenta possibile, e ci sono però delle contronarrazioni che possono dire che nessuna vita deve essere esclusa e che, per dirla con Judith Butler, ognuno, non c'è persona che non abbia diritto a un lutto pubblico. Vediamo magari in un secondo giro quali potrebbero essere queste condizioni di possibilità per uscire dal È inutile dubbio. dirti che noi siamo per le contronarrazioni, ma insomma, Anche io. mi pare ovvio. A proposito di contronarrazioni, io ricordo un passo di Ernesto De Martino, Don Rocco, in cui Ernesto De Martino dice gli uomini devono prendere coscienza, insomma, di tutto ciò che si è detto di Dio, perché sono loro in qualche modo ad averlo fatto, no? Io trovo che questo sia una cosa molto bella e molto importante. Ma dico, ma a sti pazzi come gli viene in testa di mettersi al posto di Dio? Qual è la struttura antropologica che muove questa dinamica che poi sfiora in una teologia anche violenta, come vediamo nel nostro mondo? Bene, buonasera e grazie agli organizzatori. Io inizierei dal fatto di dire che questi 2 soggetti, Dio e la persona, cioè Dio e l'io, hanno una storia lunga, che è la storia di tutte le religioni, della ricerca da parte delle persone di Dio, ma anche hanno una storia di opposizione, no? Molte volte è l'io della persona che si oppone a Dio, oppure Dio che chiede qualcosa e il singolo, la comunità disobbediscono. E in materia c'è molto disordine e quindi è chiaro che noi dobbiamo prendere coscienza, come si diceva, di quello che le persone hanno scritto su Dio, delle tradizioni religiose a cui apparteniamo. E partirei dal fatto che nel titolo è scritto la follia di credersi Dio, e naturalmente la lego all'ambito politico. Quando viene fuori questa follia di credersi Dio? Io credo che
viene fuori quando la persona non considera più il potere un dono, il potere una responsabilità affidata, no? E certe volte ci sono nella storia di alcuni politici, per lo più populisti, affermazioni quali posso fare quello che voglio. Un'affermazione molto comune in alcune maggioranze politiche italiane è stata ho i numeri per far votare quello che voglio, che significa posso fare quello che penso di fare, tanto quelli che sono stati eletti nel Parlamento mi devono seguire, ancor peggio mi devono obbedire. Allora noi vediamo in questo che il potere non è più un dono, il potere non è più una responsabilità che io esercito rispondendo a qualcuno, perché responsabilità viene appunto da respondeo, rispondendo a chi mi ha dato questo potere. Per chi è credente l'ho ricevuto da Dio, ma per tutti in una repubblica laica come la nostra l'ho ricevuto dalla Costituzione, da un ordine costituzionale. Infatti chi esercita un potere in Italia o anche una funzione amministrativa giura sulla Costituzione. Allora, quando io mi sostituisco a colui che mi ha dato il dono, la responsabilità, l'io inizia ad emergere. Non solo dimentico Dio, il che sarebbe una cosa abbastanza accettabile, inizio invece a sentirmi Dio, a sentirmi onnipotente, a non avere più vincoli, a poter dire, come è successo in questi giorni sul tema della immigrazione, a poter dire cose che negano platealmente la Costituzione. Il tuo potere deriva dalla Costituzione. Tu, ministro, hai giurato sulla Costituzione. Come fai a dire delle cose che la tradiscono platealmente? Perché probabilmente ci sono molte analisi filosofiche, psicologiche, eccetera, su queste tematiche, probabilmente tu non rispondi a più nessuno e il tuo io si gonfia. Noi la chiamiamo autoreferenzialità, però a me piace più questa idea del gonfiarsi, perché questa idea mette insieme una tradizione cristiana. Agostino scrive nelle Confessioni che quando ebbe un bel voto all'esame di retorica uscì dalla stanza del maestro e il suo io si gonfiava. E Remo Bodei ha scritto una bella pagina sull'io mongolfiera, cioè di alcune persone che sì, non lo so, avranno una cannuccia e soffiano e diventano una mongolfiera che poi aleggia. Allora, sono due immagini per dire non ho più referenti, l'unico referente sono io il principio e la fine di tutto. E questa è la follia. Finché fosse una follia privata, sarebbe comunque dannosa per la persona e per chi ci vive accanto, sarebbe un danno minore, è comunque un danno. Il problema è che qui è una follia pubblica che ha un grande supporto, che è quello mediatico, dove un utilizzo dei mezzi di comunicazione, in modo particolare dei social, alla ricerca disperata del consenso, fa aumentare questo io mongolfiera e quindi abbiamo nel mondo persone che esercitano il potere e si credono Dio. Ci sarebbe, ma chiudo perché il tempo passa, anche da fare una lettura su quanto questo aspetto antropologico dell'io mongolfiera incide nei fenomeni di populismo che noi vediamo in giro per l'Europa e per il mondo. Ci torniamo dopo. Anna Rosa, ma in molti paesi che oggi vengono etichettati come teocrazie,
le donne stanno facendo non solo movimenti, ma anche tentativi di rivoluzione consistenti, cioè vanno oltre le contronarrazioni, no? Secondo te esiste un fondamento femministico, femminile di questa contronarrazione, che poi è una contronarrazione di tipo pratico, che si oppone di fatto, oserei dire, ad una teocrazia che di diritto si è fondato strutturalmente sul potere maschile? Direi che da che mondo patriarcale esiste, cioè parliamo di circa 4.000-5.000 anni pare, anche se Irigaray, una filosofa femminista, appunto mette una data molto più avanti rispetto a quello che, per esempio, un'archeologa come Maria Jean Butas data 3.000 anni prima di Cristo, l'avvento di una civiltà guerriera che sono gli indoeuropei, che soppianta la civiltà mediterranea, delle sponde del Mediterraneo, dove i reperti archeologici stratificati testimoniano di civiltà pacifiche, per esempio. Allora si è identificato come patriarcale, diciamo anche abbastanza in maniera inesatta, l'inizio di questa difficile avventura del cammino umano così lontano, ma comunque per dire che da che inizia un tentativo di soggiogamento delle donne, le donne stesse che non hanno mai ricorso, noi non abbiamo mai ricorso a metodi violenti per contrastare, diciamo, questo tentativo riuscito in certe epoche di assoggettamento, le donne si sono come ritirate, diciamo, in una forma che io considero molto, molto importante, che è la forma di chi riflette veramente. Alda Merini disse una volta in un'assemblea pubblica, facendo fare i salti sulle sedie dei presenti, che era noto che sono le donne a pensare ma non gli uomini, come invece si crede normalmente. Per quale motivo? Perché il pensiero, diciamo, di genealogia maschile ha avuto un'avventura purtroppo, come dire, che adesso è al suo esito e che ha portato qualche problema notevole in tutto il suo affermarsi, la sua forma dualistica, cioè la forma amico-nemico. Per rimanere in tema, nel nostro tema. Ecco, per cui diciamo che attualmente ci sono nel mondo, soprattutto là dove esistono ancora teocrazie, non è detto che esistano solo le teocrazie laddove sono conclamate. Ci possono essere forme di teocrazia anche là dove non sono conclamate. Ma soprattutto là, appunto, dove la libertà femminile è notevolmente sotto sequestro, diciamo, dalle teocrazie conclamate, le donne, come sapete, adesso attraverso l'Iran scendono in piazza, cercano di trainare una rivoluzione, come hanno cercato di farlo nelle primavere arabe, poi naturalmente tradite nella loro purezza come intento, come è stato in molte altre rivolte della storia in cui le donne hanno partecipato accanto ai loro compagni, e poi diciamo a fine rivolta le donne sono state di nuovo messe da parte, e il tratto particolare della diciamo testimonianza femminile della capacità di continuare a pensare
in una maniera differente rispetto al vincitore, che sia Dio, dichiarato Dio, che sia dichiarato qualsiasi potente di turno, è sempre stata quella di continuare a pensare in modo differente senza ricorrere alla forza, senza ribellarsi, diciamo, in una maniera sanguinaria. Questo bisogna sempre ricordarlo, perché le rivoluzioni delle donne sono rivoluzioni che riescono, quella femminista sta riuscendo da tempo ad affermarsi, non hanno mai ricorso all'immaginario rivoluzionario dominante che, come dire, mette nel conto il sangue. Ora, bisogna studiare però, bisognerebbe studiare quello che le donne hanno lasciato scritto nella storia attraverso il loro modo differente di pensare, anche il modo di fare storia. E adesso voglio dire una cosa con molta determinazione. C'è stata una pensatrice del Novecento, Maria Zambrano, che ha scritto L'agonia dell'Europa, un trattato antropologico sul fenomeno della teocrazia che si concretizza laddove ogni volta gli uomini al potere si incarnano il potere stesso, perché il potere di Dio è un trono vuoto. Il potere di Dio è qualcosa di vuoto, lo continuano a dire le mistiche, che magari lo chiamano amore Dio, rinunciano a questo nome così impegnativo con la D maiuscola, seppure sono cristiane, molte di queste. Ecco, allora partiamo secondo me da questo punto per discutere. È possibile, riusciamo a pensare che c'è teocrazia laddove il posto vuoto del potere è incarnato invece. Perché Nicole Laureau, una studiosa che è purtroppo scomparsa prematuramente dalla scena della cultura europea, in cui era considerata una delle più grandi pensatrici del Novecento, ricorda l'origine filologica della parola crazia. Non vuol mica dire potere, o meglio, non è finita la frase. Crazia in greco significava potere di chi ha vinto. Cioè qualcosa di importante, perché per esempio nella democrazia ateniese la democrazia era il potere del demos perché aveva vinto rispetto ai tiranni, non era potere del popolo. Certo. Ecco, bisogna sempre ricordarla questa cosa, anche riguardo alla democrazia contemporanea. Noi crediamo che la democrazia morente, nella sua forma, diciamo, attuale, eppure noi dobbiamo invece trovare di nuovo la forza e un nuovo modo di nutrire anche l'utopia della democrazia. Noi dobbiamo trovare la forza di avere il senso che esista davvero un potere del popolo. Vox populi, vox Dei. Grazie. Ci sono delle teocrazie che si autodefiniscono tali, ci sono delle teocrazie che non si definiscono tali. Questo è un bell'assist perché, voglio dire, dobbiamo riflettere non solo sulle teocrazie che noi critichiamo e che vediamo fuori dall'Occidente, ma dobbiamo anche interrogarci su noi stessi. Io mi sono chiesto più volte, e questa è una domanda che faccio a Don Rocco, ma Dio benedica l'America è una teocrazia o no? Io leggo questa cosa in due modi, guardate che se ci riflettete è importantissimo. Uno pensa che rende pubblico limitato il potere di Dio, cioè Dio si deve occupare solo dell'America. Beh, insomma, mi pare quantomeno poco cristiano, no? Oppure l'alternativa di lettura è Dio
benedice l'America e poi ci pensa l'America a governare il mondo, che pure è una teocrazia molto, molto più complicata. Cioè ci troviamo di fronte ad un modello, attenzione, di preghiera e di, come dire, di protezione sacrale del potere e delle democrazie, che a me fa riflettere molto. Cioè, siamo certi che quando uno dice Dio benedica l'America, non proietti un nazionalismo, quantomeno proietti una forma criptica di teocrazia, come a dire, voi sapete che i presidenti americani lavorano molto con la religione, quindi evidentemente questo ha un peso non solo nelle elezioni democratiche ma anche poi nella gestione del potere. Quindi Dio benedice l'America deve essere un fondamento oppure è un'espressione come delle tante, una delle tante? God bless the United States of America and the others. Allora, il punto è che ci sono per lo più nelle carte costituzionali nate nell'Ottocento e gli Stati Uniti sono di fine Settecento, e raramente in quelle nate nel Novecento c'è questo riferimento a Dio, però è un riferimento un po' vago, perché è una sorta di auspicio, anche perché poi negli Stati Uniti, che sono un paese multietnico e multireligioso, a quale Dio il Presidente si riferisce quando lo dice, o quando lo dice un cittadino o una cittadina statunitense. Allora questa affermazione noi la dobbiamo prendere, secondo me, come un'affermazione tradizionale, vagamente religiosa, dove uso il termine vago per dire che... Scusa, io non sono preoccupato quando lo dicono gli americani, sono preoccupato poi quando il Papa va lì o un Papa va lì e lo ripete, capito? Nel senso che diamo all'America un valore di universalità che il cattolicesimo non ha mai avuto, che non gli ha mai dato. Il cattolicesimo è universalismo, non può dire Dio benedica l'America perché finisce il cattolicesimo. Beh, lo può dire nella misura in cui sta parlando a loro e dice Dio vi benedica, certo. Senza escludere il fatto che poi va da altri. Meglio dire Dio vi benedica allora. Dice Dio benedica anche voi, insomma. Poi Dio benedice tutti. Questo, sostituirsi al mestiere di Dio è sempre, ecco, ritorna in quella forma di io mongolfiera. Il Dio benedice tutti senza esclusione, senza esclusione. E non è che benedice più un popolo invece di un altro. Il problema nasce quando, secondo me, da un'affermazione vaga a maglie molto larga, un'affermazione di tipo religioso, perché poi sarebbe il Dio di tutti, il Dio creduto da tutti, non il Dio di una religione o di una confessione cristiana invece di un'altra. E quando si passa all'uso di Dio per giustificare, per sostenere la propria azione di governo, la comunità nazionale. Ecco, questo è un uso strumentale della religione e del principale attore della religione, che è il buon Dio. Ed è un uso che noi vediamo abbastanza frequente in quelle democrazie che hanno bisogno di stampelle ideologiche, che per tanti motivi hanno perso o hanno abbandonato, eccetera. E questo ci pone un problema che da Hobbes in poi la teoria dello Stato si è sempre posta. In termini moderni è chiaro che ci sono riflessioni che riguardano anche il Medioevo e l'Antichità. Qual è il problema
una comunità nazionale, uno Stato, una Repubblica, chiamiamola come vogliamo, ha bisogno di credere in qualcosa per esistere, e questo qualcosa costituisce, tra virgolette, la sua religione. E voi sapete benissimo che è il problema sulla religione civile, cioè quello in cui crede una comunità nazionale. E qui la storia è molto lunga, e poi lo diciamo il giorno dell'incoronazione di un re, di un monarca che è anche capo di una chiesa. E io mi sono chiesto molte volte, quei miei amici inglesi non credenti, come si sentono oggi? Perché è il monarca anche loro, però lui invece è non è solo dichiaratamente, Il capo. è anche il capo di questa comunità. Lui è perfettamente quello che Hobbes diceva, cioè la religione civile è la teologia sovrannaturale civilizzata. Quella è l'incarnazione. Però questo non è concepibile, perché la Gran Bretagna è un paese laico, l'Italia è un paese laico, e la laicità è un valore fondante di una comunità nazionale. Allora, qui è il pericolo, è che quando la religione civile o la ricerca di fondamenti valoriali di una comunità nazionale è debole, non è fondata, non è derivante da quei principi che sono espressi nella Costituzione, allora ci vediamo questi politici che vanno in cerca di stampelle, oppure di catenine del rosario, oppure di crocifissi, perché non, ma io lo dico con molta franchezza, non credono in niente, non credono né nella laicità dello Stato, né nel rosario, né nel crocifisso, credono in se stessi, e quindi si gonfiano e credono di essere diventati il Padre Eterno in terra. Invece una comunità civile è una comunità matura quando attinge a quei principi etici che la Costituzione di quel paese pone a fondamento, e cresce in quei principi etici e li ritiene patrimonio comune di gente che crede e che non crede, di uomini e donne, piccoli e grandi, eccetera. Altrimenti è un caos, altrimenti ci sono molte mongolfiere in giro. Grazie. Tornando al cristianesimo, io sono tra coloro che penso che quando Agostino pensava alla città di Dio, non pensava a Gerusalemme, ma c'era la struttura romana dietro come pensiero, quindi a me piace tradurre quel concetto non solo come città di Dio, ma come civiltà addirittura di Dio, nel senso di una civitas allargata che poi viene usata successivamente dal cristianesimo. Ma la domanda che ti volevo fare, ma non è che già il concetto di civiltà di Dio nasconde una sorta forma di teocrazia, nel senso che se io sono la città di Dio è inevitabile che chi comanda deve obbedire in qualche modo a Dio e credersi il suo legittimo rappresentante. Cioè non è implicito nel monoteismo questa struttura, oppure è una contingenza culturale che poi si sviluppa in maniera diversa? Ma io credo che sia una tentazione costante del monoteismo o della religione civile quella di porsi in questi termini. Adesso entrare in Agostino, nel senso che quell'uso, adesso arrivo, quell'uso è l'uso medievale della lotta per le investiture, è l'uso proprio teocratico dei due poteri, anzi dell'un potere che vuole, quindi diciamo l'uso che è stato da degli Ubach appunto chiamato agostinismo politico, è quello che individua un perimetro politico che si chiama città di Dio. Nell'autore antico è molto
è più complicato e anche complesso, nel senso che ha una partenza anche antropologica, nel senso che nella prefazione della città di Dio mette un confine nell'opzione, quella che chiameremo oggi l'opzione fondamentale, dicendo che l'impero romano è imploso per la libido dominandi. Allora, diciamo, torniamo a questa doppia questione. Perché, non so adesso se mi sposto un po' dalla domanda, ma casomai poi ci possiamo reindirizzare, rispetto alla follia di credersi Dio o di impostare una civitas in questo modo, a me interesserebbe anche fare un'altra domanda. Ma qual è la follia o la forma antropologica per cui noi gli crediamo? Basta che arriva uno e dice me l'ha detto Dio e gli crediamo. La forma del populismo o di tutte queste, certo sta perché qualcuno lo usa e lo fa, ma in quanti sono disposti a dire voglio un capo, voglio un re, lo voglio assoluto? Lì forse si apre uno spazio anche di educazione reciproca e di resistenza civile alle forme teocratiche di religione civile, che forse farebbe dire semplicemente oh, il re è nudo. Il re pensa, adesso al di là dell'incoronazione, ma il re pensa di essere l'esponente di Dio, ma il re è nudo, come nella famosa fiaba del bambino. Per cui, riallacciandomi anche un attimo al discorso precedente, anche di Anna Rosa Buttarelli, a me piace, anche se mi sposto un attimo fuori dal cristianesimo, ma poi ci possiamo ritornare, certo, ma a me piace moltissimo un'espressione di una scrittrice pakistana, Tehmina Durrani, in un libro di anni fa, ormai diversi, Blasphemy in inglese e Impietà in italiano per Neri Pozza, nel quale si parla di una ragazza che è stata data in sposa dalla madre a un capo religioso, il quale è tanto all'esterno, il sistema di ogni abuso, tanto all'esterno puritano sugli altri, tanto depravato. Ma quello che voglio dire è che lei a un certo punto dice: questi uomini religiosi ci hanno rubato Dio, ci hanno rubato Dio. Come può Allah permettere che parlino in suo nome? Allora, questo che riguarda appunto alcune questioni tipo le condizioni di possibilità, se vogliamo dopo come spazio che c'è tra le proprie affermazioni e l'idea di verità, come benevolenza, e lo direi con Janet Winterson, come passione per la realtà e per tutte le vite, in queste condizioni di possibilità sta la possibilità di un altro o un'altra, che per brevità chiameremo Dio, che è un'espressione di Luisa Muraro, e però sta anche la possibilità di una posizione appassionata che possa consentire una resistenza, una resilienza contro le follie quando si presentano. Questi pretacchioni che ci hanno rubato Dio, Anna Rosa, ma mica sono solo i talebani. Io penso che nella struttura occidentale, no, io devo dire faccio una critica molto radicale anche alla parola laico, no, perché preferisco civile, che è una cosa diversa. Perché laico presuppone il clericale, e il clericale presuppone il maschile, e i laici si dividono in maschili e femminili, soltanto che non sono diversi, sono gerarchicamente ordinati, nel senso che poi il maschile può diventare chierico e il femminile no. Quindi vuol dire, quando arriviamo a questa, non a caso anche il clericale, esiste i chierici secolari che sono gli sfigati che vivono nel mondo, e invece esistono quelli regolari, insomma, che stanno più a contatto con Dio. Cioè ogni volta che mettiamo in mostra un argomento teologico si struttura una gerarchia. Ecco, ma il pensiero delle donne, quali sono le categorie che usa per rovesciare queste categorie che sono talmente intrise in noi che sono diventate una sorta di cortocircuito? Noi dici io sono laico, dico bello affare, sei ancora sottoposto ai chierici, insomma. No? Allora vuol dire che cioè, c'è qualcosa che non funziona. Il pensiero femminista sta rimodellando queste categorie? Dunque, non a caso prima ho citato il danno alla cultura generale che la forma mentis dualistica, quella che tu adesso hai evocato, il danno che la forma mentis dualistica ha portato
non solo alla cultura ma anche alle vite, alla vita quotidiana, nel senso che con la struttura dualistica, appunto laico-religioso, clericale, ateo, oppure anticlericale, non so, si crea un mondo spaccato in un mondo oscuro che è quello destinato, diciamo, all'oblio da parte del pensiero che dobbiamo chiamare ancora dominante. Quindi diciamo che tutto quello che riveste la struttura culturale, politica, istituzionale dell'Occidente è derivato da questa impostazione essere non essere. È tutto derivato dalla spaccatura, diciamo, interiore anche del pensiero di derivazione, diciamo, aristotelica, per farla breve. Ecco, il femminismo, tu dici, ricordiamoci che il femminismo è eterno, non è solamente una creazione politica del Novecento. Carla Lonzi, che è una madre del femminismo della differenza, diceva che era un'eterna istanza, e come ho citato prima, il senso della opposizione del pensiero femminile nel tempo a tutte quelle soluzioni di genealogia maschile che hanno costruito appunto in maniera dualistica la realtà, si può dire, quindi in qualche modo l'hanno tradita la realtà. Ecco, mi riferivo esattamente a questo, al fatto che ci sono stati dei tentativi nel tempo da parte femminile con un pensiero femminista nel senso del sposare la causa delle donne. Femminismo vuol dire questo, vuol dire sostenere la causa del femminile quando si esprime come una volontà storica di essere ascoltata. Il femminismo è questa cosa. Allora, faccio due esempi che sono importanti per capire come si è mostrato nel tempo il femminismo in antagonismo alla forma dualistica della civiltà occidentale. Partiamo da molto lontano, appunto dall'epoca aristotelica. C'era una figura che si chiamava Astiotea di Fliunte, che essendo donna non poteva partecipare all'Accademia di Platone, dove invece frequentava i corsi platonici, i dialoghi platonici non scritti Aristotele. Ora, questa donna, travestita da uomo, ovviamente andava all'Areopago, ne veniva poi cacciata, andava all'Accademia e è stato il suo atto finale perché poi le è stato dato l'ostracismo da Atene. Cosa andava a fare? Andava a contestare la posizione aristotelica che dichiarava naturale la schiavitù. Aristotele era un sostenitore della schiavitù. Quindi lei all'Areopago dimostrava come la schiavitù ritenuta naturale era l'opposto, diciamo, l'altra faccia della medaglia della libertà degli aristocratici, per dire che ha cominciato ben prima la testimonianza femminile di un altro modo di vivere, di pensare, eccetera. Faccio gli ultimi due esempi brevissimi: le beghine che hanno iniziato il loro cammino, diciamo, anche di pensiero, perché tra di loro c'erano le mistiche che hanno scritto, che noi possiamo leggere, che vivevano una vita, diciamo, non consacrata, in senso non in convento, non avevano una regola, diciamo, di quelle che costringono in convento poi alcuni ordini, come quello delle Orsoline. Angela Merici ha inventato la
compagnia delle Orsoline e ha scritto una regola di questa compagnia di altissimo valore filosofico, dove per esempio tra le altre cose si fa la differenza tra verginità e castità e si scopre che la Angela Merrill ci invita al nutrimento dei sensi nella vita religiosa, al nutrimento sensuale della vita religiosa, e qui possiamo, cosa che non c'entra con la verginità, c'entra con la castità, ma non c'entra con la verginità. Appena morta aveva chiesto che non fosse trasformato in un ordine conventuale la sua compagnia delle Orsoline, che si ispirava alle beghine che vivevano tra loro in case separate le une dalle altre, come si vede in Belgio, in Olanda, ormai diventate altro i beghinaggi, ma voleva questa vita tra la gente, no? Pure nella testimonianza spirituale cristiana. Bene, appena morta, Borromeo le ha chiuse in convento. Ecco, questo diciamo è una mossa tipica della mentalità maschile che governa le cose in questo modo, controllando attraverso le gerarchie che non sono mai state evocate da nessuna regola, da nessun pensiero, da nessun tipo di azione di pensiero femminile. Pensate che Maria Zambrano appunto ha con determinazione evitato di creare un sistema filosofico, perché i sistemi filosofici, tutti quelli della filosofia diciamo di tradizione maschile, hanno all'interno la necessità per stare in piedi di creare gerarchie. È un lavoro duro da fare, come voi sapete, e soprattutto bisogna liberarsi di stereotipi. E allora io vorrei fare l'ultimo giro proprio sugli stereotipi, così forse riusciamo a guadagnare anche pragmaticamente, come dire, un modo diverso di pensare a partire dalle azioni. E comincerei proprio con la teologa. Ma per una teologa donna, oggi, ci sono dei talebani, cioè questi maschilisti terribili nella Chiesa Cattolica che ti rubano Dio? Allora, la forma oltre del talebano diffuso è, mi riallaccio volentieri alle ultime parole di Anna Rosa Buttarelli, molte volte occultato attraverso la protezione, perché tutti quei sistemi di riclaustrare le donne, chiudere le regole, sono sempre motivati, cioè raramente dicono perché le donne, sì, qualcuno lo dice, se gli dai una mano ti prendono, però altre volte è di dire ma perché noi siamo i loro padri, i loro fratelli, noi le vogliamo proteggere. E questo è una delle forme molto diffuse, ossia, chiaro che si possono trovare talebani acuti, quelli non sono molti, ma quelli che ancora possono sostenere l'inferiorità delle donne. Più facilmente si trovano quelli che fanno sarcasmo sulle parole delle donne in maniera molto più subdola. Poi si trova l'assenza della nominazione, o non solo delle persone fisiche, ma della nominazione delle donne. Prendiamo un esempio eclatante per tutti, Fratelli Tutti. È un'enciclica cattolica di Papa Francesco, supplicato di dire ma sì, una citazione di San Francesco, ma si può cambiare, si cambia tutto, mettiamola, e poi confronta. Non c'è stato verso, perché venendo dai dialoghi di Abu Dhabi, forse ha visto, non ha visto, in qualche finestra ritornano uomini e donne, ma una collega, Serene Zorzi, in un libro Sorelle Tutte, ha scritto mio fratello è figlio unico. E accanto a questo c'è quell'altra modalità che è sempre il sistema della fratria, che si pone non sul paterno che ti vuole proteggere, sul fraterno però che ti vuole correggere
allora faccio riferimento a Michela Murgia, anche se l'intervista sul Corriere e il prossimo libro sono dolorosamente autobiografici e parlano dell'ultimo giro di giostra, per fare riferimento anche al contesto in cui ci troviamo qui. Però in un libro molto smart di poco tempo fa scriveva, Stai zitta si intitola il libro, parlava del mansplaining, non traduco come lo traduce lei, ma sarebbe praticamente la forma protettiva e che prende alla parola di uomini che poi ti spiegano come dovrebbero essere il lavoro delle donne. Quindi di lavoro ce n'è tanto, ma la parola certamente alle donne, il lavoro è anche agli uomini, non per parlare dell'umanità tutta, ma finalmente una volta tanto per ragionare su se stessi a partire da una parzialità che è quella maschile. Io proprio per non volermi mettere al posto delle donne faccio una domanda tutta maschile a Don Rocco. Sì. E la domanda è la seguente. Le articolazioni del potere attuale non sono esplicitamente teocratiche, però spesso si fa appello alla religione come modello di legittimazione del proprio agire politico. C'è qualche episodio recente che ti ha colpito a questo riguardo? Anche in Italia succede. Cioè, in Italia si fa riferimento per esempio spesso al Papa, alla sinistra, alla destra. C'è qualche cosa che ti ha colpito in particolar modo che ti ha insospettito da un punto di vista anche religioso e di utilizzazione, come dire, strumentale della religione a fini politici? Parecchi. E inizierei col dire che è interessante che l'Italia ha avuto per più di 40 anni il partito di maggioranza relativa, che era un partito che raccoglieva la Democrazia Cristiana, la maggior parte dei cattolici, non tutti. Eppure durante gli anni della Democrazia Cristiana, poi bipartito fino ad arrivare al pentapartito, c'era molta più laicità nella politica di quanto ce n'è oggi. A cosa mi riferisco? Mi riferisco al fatto che erano chiari i confini e si potrebbe raccontare con molti aneddoti, ne racconto uno molto bello e molto importante. Negli anni in cui Aldo Moro stava pensando al centro-sinistra, quindi all'apertura ai socialisti, che lui annunciò ma poi si realizzò 2 anni dopo, fece un giro dei vescovi cattolici delle maggiori città italiane per consultarsi e andò a Genova dal Cardinal Siri e disse: Eminenza, sono qui per ascoltare il suo parere, abbiamo deciso di aprire al Partito Socialista, al governo, che entri nel governo, eccetera. Siri diventò una furia. Ma come vi permettete? Sono massimalisti, sono atei, urlò. Moro era un uomo molto mite, si alzò e disse: grazie Eminenza per come ha espresso il suo parere, buon lavoro a lei, arrivederci. E Siri, ancora più arrabbiato: si sieda, è appena iniziata la discussione. E Moro disse: no, la discussione è già finita, perché io non sono venuto per prendere ordini, ma per dialogare con lei. Aldo Moro, che io personalmente considero un santuomo, ha dato anche la vita per questo paese. Ora noi abbiamo figure politiche che non sono mature, non sono responsabili, non credono molto nella laicità dello Stato e quindi giocano in questa maniera poco corretta nell'accattivarsi la simpatia degli ecclesiastici. Non tutti, è chiaro, sto facendo una generalizzazione, creando un disordine mentale, un disordine istituzionale.
per cui uno dice ma che vuoi dire, che vuoi? Cioè, ho visto per esempio, lo dico con fatti che rendono molto più l'idea, no? Lo stesso protocollo il protocollo diplomatico quando si riceve il Papa viene stravolto, cioè, perché bisogna ingraziarsi il Papa, in questo caso il Papa è un leader mondiale. Il Papa nel momento in cui sta parlando con dei politici italiani è un capo di Stato e va trattato come viene trattato un capo di Stato, cioè non è che bisogna citarlo per dire vedi quanto sono bravo io. Allora, se un credente impegnato in politica non crede nella laicità dello Stato, io ho dei dubbi veramente che creda poi anche in quello che è il cristianesimo, perché il cristianesimo si fonda in questa materia di rapporti fra comunità nazionale e comunità ecclesiale sull'affermazione di Gesù: dobbiamo dare a Dio quello che è di Dio e a Cesare quello che è di Cesare, mantenendo ben distinta la cosa. Non c'è bisogno di scoprire una lapide e citare la frase del Papa, è un'offesa, è una strumentalizzazione. E poi, se tu, Presidente del Consiglio italiano, vuoi parlare dell'accoglienza degli immigrati, sei tenuto a citare la Costituzione, che è solidarista, oppure il diritto del mare, che è sacrosanto e inviolabile, chi annega va salvato spendendo tutte le forze. Se citi il Papa vuol dire che non è chiaro chi sei, non è chiara la tua idea del Papa e si genera molta confusione. Per esempio sono preoccupato dell'effetto che queste cose hanno sulle giovani generazioni, perché poi non distinguono, anche le giovani generazioni di credenti, che dobbiamo dare a Dio quello che è di Dio, ma dobbiamo dare anche alla Repubblica quello che è della Repubblica, quella che Italo Mancini chiamava per noi cristiani una doppia fedeltà, la fedeltà a Dio e la fedeltà alla storia. Anna Rosa, ma io sento troppo risuonare il nome di Dio in questo periodo. Dio, patria, famiglia, che allude non solo a un sistema di valori, ma anche ad una modalità di governo, ad un'ideologia. Ma non è che stiamo tornando indietro, perché poi dietro patria c'è anche pater, no? Cioè, c'è tutta una struttura ideologica. Stiamo tornando indietro, non lo dico in termini politici, ma in termini proprio di strutture del pensiero e dell'immaginario. Tu che dici? No, che effetto ti fa da studiosa della politica, come dire, orientata da un'opzione molto forte di resistenza e giustamente di revisione di canoni e di paradigmi, sentire ancora Dio, patria e famiglia? Che è una criptoteocrazia poi, no? Ma come dicevo prima, tutte le volte che in una dimensione politica, istituzionale, si evidenzia, diciamo, l'intenzione di incarnare Dio, diciamo, cioè di occupare veramente quel trono, detto in termini contemporanei, gonfiarsi l'io, come diceva Rocco prima, ecco, che tra l'altro, come dire, non è un fenomeno neanche questo troppo contemporaneo, esiste da molto tempo. Tutte le volte che capita, diciamo, una ripetizione come questa, la posso, come dire, ricevere in due modi. Il primo è quello della preoccupazione che mi viene nel vedere come un mondo, diciamo,
che sta male. C'è un travaglio in corso notevolissimo, le persone stanno sempre peggio, uomini e donne. Direi, se posso permettermi, un po' meno le donne, perché almeno le donne, come dire, che hanno una capacità di riflessione anche su se stesse, una capacità di relazione, ecco, stanno un po' meno male perché hanno la capacità ancora di presidiare la vita e di presidiare la sua dignità, la dignità dei malati, dei vecchi, di chi si deve curare, di chi ha bisogno di un conforto anche quotidiano che è dato dalla speranza, per esempio. Ecco, nel mondo in cui io vivo, che è il mondo di tutti, io vedo una maggiore capacità, diciamo, di vedere positivamente quello che può avvenire da parte delle donne, perché siamo noi che molto spesso presidiamo appunto il continuare, il senso della vita e la sua bellezza. Per esempio anche Michela Murgia, che in questa intervista dice cose importanti, e quando una persona è vicina a morire bisogna che quello che dice venga preso veramente sul serio. E anche lei insiste nel dare alla vita quello che va dato alla vita, la bellezza e il luogo dove avviene quel miracolo che è riuscire a volersi bene, o meglio ancora ad amarsi, nel senso di essere, come diceva Teresa d'Avila, sporti fuori di sé, capacità di sporgersi fuori di sé, tutto il contrario appunto dell'io che si gonfia. Ecco, allora lo prendo come una ulteriore, tutto questo ritorno a nominare Dio invano, tutto questo nominare la patria invano, perché anche la patria non è più patria, non c'è più una sovranità tale, visto il neoliberismo internazionale che detta legge ai vari governi, quindi proclamarsi, diciamo, difensori della patria è essere bugiardi in qualche maniera, perché si sa benissimo che la patria non è più salvata dai padri, ma semmai sono le comunità che devono essere salvate da qualcosa che ha a che fare con la cura materna, certamente. E nominare invano la famiglia anche, perché la famiglia ormai lo sappiamo, non è più la famiglia patriarcale, non esiste più la famiglia patriarcale, non c'è e purtroppo non è sostituita da qualche cosa che possiamo chiamare famiglia in un altro senso, no? Nel senso patriarcale, che vuole essere rievocato da questa nominazione, no? Vuole essere rievocato nella sua, diciamo, forma padre, pater familias, donna e figli e figlie. Ecco, questo non può più esistere in questa forma, lo sappiamo bene, e non esiste realmente più. Ci sono sempre più persone che vivono da sole, che incarnano, diciamo, quell'orrore, lo posso chiamare così ormai, che è la forma individualista della nostra cultura, che, come dire, ha disfatto anche il senso dei legami affettivi e il senso dei legami familiari. In realtà chi dice Dio, patria, famiglia, in realtà è il testimone di una civiltà che non ha a cuore, anzi ha distrutto i legami tra gli esseri umani, li ha distrutti in nome dell'assolutezza dell'individuo, della sua autonomia, della sua sovranità. E l'individuo, lo sappiamo bene, che significa persona che non ha legami, che non ha alcun legame. Ecco, quindi io mi preoccupo soprattutto per questo, non tanto per la ricostituzione della famiglia patriarcale, che noi donne non permetteremo mai più,
che esista, ma perché questa evocazione evoca qualcos'altro, evoca la continuazione retrograda di una civiltà morente che ha al suo centro l'individuo, un individuo assoluto, e sappiamo che l'assoluto è uno dei nomi di Dio, appunto. Quindi questo nominare il nome di Dio invano in realtà è un nominare ancora una volta, diciamo, una forma di potere. Io penso che non esista nemmeno più il potere di cui stiamo discutendo questa sera. Siamo nell'epoca del passaggio al dominio, che è molto peggio. Bisogna riflettere su questo. Noi non abbiamo più a che fare con il potere così come l'abbiamo combattuto giustamente negli anni in cui il potere era anche molto studiato, non solo dalle donne, ma anche appunto da un Foucault, da quelli che studiano la biopolitica, eccetera. No, siamo già passati in un'epoca in cui esiste il dominio, che è molto più difficile da scardinare e molto più subdolo del potere che conoscevamo. Ecco, io penso che queste evocazioni retrograde hanno a che fare con questa epoca, l'epoca del dominio sulle coscienze e sulle diciamo, capacità di discernere delle persone sempre meno presenti, perché la scuola ha rinunciato a insegnare il pensiero critico, e anche questo è frutto di una civiltà appunto che muore, ma il nuovo stenta a apparire. Grazie. Come avete certamente capito, non volevamo fare una lezione di teologia, ma volevamo dare tramite la teologia una fenomenologia del potere. Intanto possiamo tirare qualche conclusione. Primo, ogni potere assoluto che si rifà a Dio è falso, quindi già è tanto. Se qualcuno vi dice tu non sai chi sono io, vuol dire che è già entrato in questa follia teologica e pensa di essere qualcosa di onnipotente. 3. Occorre una grande forza di resistenza di fronte a queste egemonie spacciate per religione, perché non solo su questo si gioca il nostro destino democratico, ma anche quello di essere cittadini coscienti e liberi. Grazie e buona serata.